Grazie innanzitutto per la giornata, grazie al gruppo regionale. Inizio subito dicendo che questo è il Partito Democratico. In passato ci siamo sempre cervellati per differire, no? Cos'è il partito, cos'è il gruppo, cos'è il parlamentare. No, questo è il partito, non c'è nessuno. È esattamente questo il lavoro del partito. Allora, io sono abituato ad affrontare così le sfide, perché oggi qui stiamo di fronte a una sfida. L'ultimo intervento è lo specchio di cosa è oggi la regione, no? Io nel giro che sto facendo per il Veneto come segretario regionale mi rendo sempre più conto che la regione è vista come una cosa altra. Il presidente della regione è qualcosa di, no? Che sta fuori dal contesto regionale. Infatti è quella persona che, pur essendo assente, non è presente come le associazioni. Cioè, perché se avesse il 97% di assenza perché continua a essere sul pezzo con le associazioni, uno può anche farsene un'idea, ma non è così. È quella regione che, quando c'è la necessità di affrontare un tema come quello che abbiamo sentito, risponde alla pancia dei cittadini con la mozione, senza elaborare un progetto di strategia, senza avere una visione. Oggi qui, con il Partito Democratico, ma lasciatemelo sottolineare dal segretario del Partito Democratico, soprattutto con gli interventi del Veneto e dei veneti che lavorano in questo splendido territorio, abbiamo avuto uno spaccato di quella che può essere una visione e quello che può essere un'ambizione dei veneti, che è quella che non possiamo pensare che sia sempre così. Possiamo avere un modello in questo mondo del sociale, come in tanti altri che vedremo nelle prossime settimane, un modello alternativo a quello che oggi sta facendo la regione. Questo è il significato vero della giornata di oggi. Siamo pronti, con un modello alternativo, a ricevere le sfide di un mondo del sociale che cambia in maniera velocissima e che ha bisogno di pianificare le stesse sfide. Ha ragione, non ha bisogno di costruire, non ha bisogno di gestire. Quello che veramente bisogna cambiare nel modello e nell'approccio regionale è che, se voi guardate, è il filo conduttore un po' di tutti gli interventi, è il fatto che questa regione è troppo concentrata a gestire le cosette, uso questo, apro e chiudo virgolette, o meglio i centri di potere, diciamo esattamente come si chiama, e è quindi distratta rispetto alla pianificazione della soddisfazione dei bisogni dei cittadini del Veneto. Se noi partiamo da questo presupposto e aggiungiamo il fatto che la cultura, la nostra cultura, è diametralmente opposta alla cultura dell'attuale centrodestra che governa la regione, e quindi è esattamente quella cultura che dice che il sociale e i soldi non si mettono dopo che migliaia di associazioni e dopo che i consiglieri regionali del Consiglio del Partito Democratico ti fanno le interrogazioni e ti rompono le scatole per settimane in commissione, non si rifinanziano i capitoli alla fine perché sei preso, no? Allo stremo delle forze, perché sei obbligato. È quella regione che vede gli investimenti nel sociale come un bene primario e come uno di quei motori dello sviluppo rispetto a un alto approccio anche economico della gestione dei servizi in questa comunità. E questo è un ragionamento che vale per l'intero paese, è una delle sfide che il mondo occidentale della crisi sta percorrendo in questa fase politica. Allora, queste sono le due grandi diversità, l'approccio rispetto all'aspetto economico e l'approccio rispetto alla pianificazione dei servizi, sapendo che queste due cose le mettiamo insieme solo in un concetto di rete. Oggi questo non è un convegno del Partito Democratico, non è un convegno dei sindaci, non è un convegno delle associazioni, non è un convegno del terzo settore. Abbiamo avuto giustamente un approccio di rete, perché il modello del welfare in Veneto, come in tutta Italia, o ha questo approccio o c'è questo patto di fondo che lega insieme le migliori risorse che abbiamo a disposizione in questo Veneto, oppure è un modello parziale che prende un settore e si dimentica un altro, chiama un'associazione e si dimentica la seconda, chiama un'agenzia e si dimentica un'altra, esattamente prendendo, no, a pezzi il problema e cercando mai. Quindi secondo me il patto di fondo deve essere questo, il patto di rete deve essere questo, anche perché oggi, siccome sappiamo che
siamo in una congiuntura economica che comunque, dobbiamo dircelo, no? Devono essere rivisti i modelli di gestione dei nostri servizi. Abbiamo la necessità di creare questa filiera proprio per evitare sovrapposizioni, per evitare i conflitti di competenze, per evitare che ci siano dispersioni di risorse che oggi non possiamo permetterci. E in questo tema dobbiamo avere, mi è piaciuto molto alcuni interventi, dobbiamo toglierci anche, ma io credo che questa maturità il Partito Democratico ce l'abbia e continuerà a coltivarla, lo spettro dei tatticismi su alcuni temi. Sui modelli di gestione non possiamo dire che va tutto bene e che possiamo andare avanti così. La mia esperienza di sindaco mi dice che se in 20 km abbiamo 3 case di riposo gestite in maniera diametralmente diversa e che tutte e 3 queste case di riposo sono in grossa difficoltà perché da una parte la normativa nazionale, dall'altra la pianificazione regionale le mette in difficoltà rispetto alla pianificazione del servizio, c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona di una regione che, siccome è distratta in altro, non pianifica. E dentro la pianificazione ci sono tutte le cose che abbiamo detto, rispetto ai livelli minimi di assistenza, rispetto ai posti letto, rispetto a tutto quello che abbiamo sintetizzato e che deve essere affrontato abbandonando i tatticismi, con un patto forte, mettendo attorno a un tavolo i nostri sindaci, perché oggi i nostri sindaci in questa partita diventano un anello straordinariamente forte da un punto di vista del rapporto col cittadino e straordinariamente debole rispetto al fatto che proprio perché sono in frontiera non sono più in grado di dare risposte, perché li abbiamo lasciati da soli, perché quando, e vengo anche a qualche esempio concreto, quando non c'è l'impegnativa e il cittadino si rivolge comunque alla casa di riposo e la paga totalmente, ma dopo 2 giorni gli capita qualcosa, quel sindaco non manda via la persona dalla casa di riposo e si fa carico di quell'emergenza sociale col bilancio del comune. Per quanto ce la faremo ancora? Guardo Achille, per quanto ce la faremo ancora? Per quanto questo modello di una regione che è impegnata in altro lascia da soli i nostri territori potrà resistere? Per poco, non credo che ce la faremo. Allora è questa la visione globale e la visione di rete che dobbiamo avere, sapendo che dentro questa visione di rete esiste sì il problema dei finanziamenti e quindi qui dobbiamo anche smascherare il fatto che se i soldi vogliono mettere da altre parti dobbiamo dirlo, mi pare che oggi sia venuto fuori in maniera molto chiara e ringrazio ancora anche per il lavoro perché dimostra insomma la capacità di sintesi, la capacità di rendere chiare le nostre proposte, perché spesso magari ci accusano di non averle, insomma qui è sintetizzato in maniera egregia il fatto che le proposte le abbiamo e sono anche molto puntuali e molto precise. Dicevo, quindi questa capacità di mettere in rete il sistema dei servizi partendo dai bisogni dei cittadini, non dai bisogni della politica, non dai bisogni dei consigli di amministrazione, ma dai bisogni dei cittadini. Ecco, mettiamo in rete e iniziamo a indirizzare le risorse in base a questa strategia di pianificazione. In questo contesto possiamo inserire tutto quello che oggi la Regione deve fare. Abbiamo parlato dei fondi europei sulla povertà, è un altro elemento strategico fondamentale e anche qui la Regione deve capire che quelli sono fondi europei per la povertà, non per le strutture che devono gestire i fondi europei per la povertà. Diciamolo, no? Allora, questa è la mancanza di tatticismo che deve caratterizzare il nostro partito e che ce l'ha e che deve smascherare invece una logica altra del nostro governatore che, ripeto, è più impegnato in questa dinamiche tutte interne alla gestione del potere. E questo oggi è ancora più importante perché in questo settore il mondo, l'Italia e il Veneto cambiano in maniera talmente veloce che se non abbiamo un organo di programmazione che ha la capacità immediata di iniziare a riconoscere i bisogni e a rispondere, poi dirò qualche esempio, ci troviamo pezzi della nostra società completamente scoperti. Abbiamo parlato, no, della povertà, dei senza tetto, di quelli che si trovano a non poter più vivere, insomma c'è stato un intervento che condivido in pieno, vivendolo poi, ti ripeto, nell'attività amministrativa dei piccoli e dei grandi comuni. Allora qui il progetto di rete va anche al di fuori delle classiche, dei classici recinti del servizio sanitario regionale, del servizio sociale, perché se non mettiamo in rete anche qui il sistema della soddisfazione dei bisogni, intendo dire le case, la possibilità di avere alloggi di emergenza per i comuni, dobbiamo veramente fare uno sforzo complessivo. Allora,
Qui dentro c'è una proposta di coraggio che va, ho fatto l'esempio dei nuovi poveri, di quelli che si trovano perché sono divorziati, senza casa e che vanno dal sindaco, sempre. Per primo vanno dal sindaco. Poi dobbiamo inserire dentro l'ATER, che è un'agenzia regionale, poi dobbiamo inserire dentro i servizi sanitari. Per quello dico, faccio esempi concreti per capire cos'è la rete nel concreto e cos'è una politica che ha una lungimiranza rispetto alla gestione del bisogno. E poi, parlando di un altro tema, emergono le ludopatie oggi, no? Allora, anche qui non è sufficiente, necessaria e non ci basta una regione che interviene nei comuni di centrosinistra dicendo non aprite il casinò e poi di fatto concretamente non organizza un servizio a supporto, no? Perché questo sta succedendo e dobbiamo denunciarlo. Interviene solo in alcuni comuni, quelli di centrosinistra dicendo è aperto il casinò, sappiamo che i sindaci su questo campo sono ancora più da soli che sul resto, e dall'altra però la programmazione regionale cosa dice? Nulla. Allora questo dobbiamo dire, ecco, questa ho provato a sintetizzare in alcuni anche esempi molto pratici, molto concreti, perché credo che noi dobbiamo anche tornare a fare la politica e ad tracciare le nostre linee politiche concretizzando, no, come stiamo facendo questa mattina, per far capire ai cittadini che un'altra politica, un altro modello di sviluppo si può attuare, partendo però, come ripeto, dai bisogni dei cittadini e pretendendo che il nostro governatore, il nostro assessore regionale non vivano tutte queste tematiche da spettatori, dicendo che la classica frase non abbiamo le risorse, ma inizino a sporcarsi le mani quotidianamente, quindi dall'appuntamento con chi mi precedeva, no? E questa è la mancanza di attenzione. Non è banale quello che ha detto chi mi ha preceduto, non è banale, perché quando un assessore non riceve, no, un'associazione che di fatto svolge un servizio pubblico, no, in alternanza, anzi soccorrendo il servizio che dovrebbe fare il pubblico, questo è un atto grave, al di là delle risorse che ci sono a disposizione, io dico, al di là delle risorse. Siamo proprio in una fase precedente allo stanziamento di bilancio, siamo in una fase culturale precedente, in una mancanza di attenzione culturale. Allora è da lì che dobbiamo ripartire e io mi auguro veramente che quello che è stato tracciato oggi, mi avvio a concludere visto l'ora, è il piano che noi dobbiamo usare per due motivi fondamentali: per scardinare il bilancio regionale nell'immediato e cercare di venire incontro il più possibile alle esigenze vere e ai bisogni dei veneti, ma anche e soprattutto per mettere le basi per il piano del nuovo Veneto del 2015. Non perché mi interessi, lo dico da segretario regionale, che vinca il Partito Democratico. Non è quello il problema. Non è quello il problema. Dopodiché noi siamo da una parte e lo diciamo con forza, ma non è quello il problema, perché mi interessa sinceramente, da cittadino del Veneto, dare una possibilità di cambiamento ai veneti, cioè dire ai veneti che qualcosa di diverso rispetto all'attuale gestione c'è, dire ai veneti che nelle altre regioni non è così, in tante delle altre regioni non funziona così. Ci sono regioni che hanno le attenzioni, no? Lo hanno dimostrato prima, no? Con i soldi che mettono a bilancio. Dire ai veneti che c'è un'alternativa a questo sistema. Questo dobbiamo dire. Dopodiché è chiaro che la competitività anche del nostro partito dentro questo schema è un fattore importante, ma io credo che sia ancora più importante far capire ai veneti che una speranza di cambiamento in questo settore, che in questo momento di difficoltà dei nostri cittadini è un settore fondamentale, se vogliamo ridare speranza di crescita in generale al nostro paese e alla nostra regione, c'è. Allora, da questo convegno ne usciamo dicendo un'alternativa a questo sistema di gestione c'è, e è un'alternativa forte che parte dalle idee del Partito Democratico, che non si chiude in se stesso, ma soprattutto ha la capacità di ascoltare i bravi cittadini veneti che oggi ci hanno dato una lezione. Grazie. Grazie a Roger Domenech per il bel intervento di chiusura. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, ringrazio per l'attenzione le autorità, i parlamentari, i sindaci che sono stati presenti, ringrazio tutte le associazioni. La settimana prossima iniziamo l'iter di discussione in Consiglio regionale, poi vi sapremo dire com'è andata, renderemo conto, ecco, del
efficacia delle nostre proposte e delle risposte che abbiamo ottenuto. Grazie, buon pranzo e buona giornata.